Tutto il calcio dilettantistico, risultati, classifiche e commenti in onda ogni domenica alle 19 in diretta su Video Mediterraneo. Vi ricordo che siamo in replica anche 30 minuti dopo la mezzanotte, sempre della domenica, e siamo in replica anche sul canale 605 Mediterraneo Sat il lunedì alle 21:30 ed il martedì alle 18. Abbiamo anche un'ulteriore replica il lunedì alle 14 sul canale 694 di Mediterraneo News. E altra cosa importante, siamo in diretta streaming su videomediterraneo.it. Adesso parliamo del campionato di eccellenza, lo facciamo subito con i risultati del girone A, la classifica che ha visto finalmente trionfare in maniera ufficiale il Marsala, che raggiunge per la prossima stagione il campionato CND. A te la parola, carissima Valeria. Allora, Pro Favara Dattilo Noir 0-0, Atletico Campofranco Ribera 1-1. San Giovanni Gemini, Camarat 6-2, Paceco Monreale 7-0, Mazzara Mussomeli 2-0, San Cataldese Riviera Marmi 1-0, Alcamo Serra di Falco 1-0, Parmonval Marsala 0-1. Vittoria dunque della squadra del Marsala fuori casa con i cugini del Parmonval, e a questo punto una classifica che, come ho detto poc'anzi, ha visto in maniera definitiva il Marsala vincere il campionato di eccellenza. Guardiamo la classifica e poi dopo la commentiamo con i nostri ospiti. Valeria. Allora, al primo posto il Marsala con 59 punti, Mazzara 48 punti, San Cataldese 47, Mussomeli Pro Favara 42 punti, Atletico Campofranco 41 punti, Parmonval e Ribera 40 punti, Dattilo Noir 38 punti, San Giovanni Gemini 36 punti, Alcamo 35, Paceco 34, Riviera Marmi 33, Camarat 30, Serra di Falco 15 e Monreale 1. Si giocherà domenica prossima il 13° turno, 13ª giornata di ritorno, domenica prossima 22 marzo 2015. Guardiamo il tabellino degli incontri: Ribera Alcamo, Camarat Atletico Campofranco, Riviera Marmi Mazzara, Marsala Monreale, Serra di Falco Paceco, Parmonval Pro Favara, Mussomeli San Giovanni Gemini, Dattilo Noir San Cataldese. Allora, siccome abbiamo detto che il campionato di eccellenza questa domenica insomma ha riservato parecchie cose, soprattutto del girone B e del girone A, parliamoci non resta chiaro, che fare insomma, i complimenti al Marsala. Anzi, a proposito, facciamo partire le immagini di una vittoria importante, quella ottenuta in Coppa con il Giarre. Esatto, no? una Quindi, doppietta. una battuta su questo Giarre. Chiaramente sul Marsala. Sul Marsala. Chiaramente è la squadra più forte che c'è nel girone A di eccellenza, ma insomma questa è una cosa sotto gli occhi di tutti. Speriamo che non sia un fuoco di paglia come è stato l'anno scorso l'Orlandina. No, perché Marsala ci ha abituati a queste esatto. sali e scendi, no? Rappresentano comunque due grandi centri, Capodorlando e Marsala, che meriterebbero di stare minimo in Serie D, quindi ci auguriamo di vedere il Marsala per tanti anni quantomeno in Serie D, anche perché negli ultimi anni un po' l'ascensore l'ha usato troppo spesso. Esageratamente, devo dire. Quindi un complimento. Complimenti comunque assolutamente per questo inizio di programma, chiamiamolo inizio, diamo il beneficio del dubbio, perché ormai siamo scottati da tutti i progetti che vanno a naufragare strada facendo. Una battuta con Carlo Breve riguardante il Marsala. Carlo, tu pensi che comunque, come ha detto bene Peppe, se non ci si organizza poi insomma si rischia di soffrire, no? E il Marsala questo sale e scendi lo fa con una certa continuità negli ultimi 10 anni. Spero che questa volta abbia trovato il quadrato giusto. Tu che ne pensi? Io ho vissuto questa piazza perché ho allenato a Marsala 3 anni fa in Serie D e mi sono reso conto che è veramente una bellissima cittadina e meriterebbe di stare perlomeno appunto in questa categoria e cercare di fare anche il salto in Lega Pro. Però se non ci sono le condizioni a livello societario, se non si ha una società forte, le tradizioni e la cittadina non bastano, quindi mi auguro che con l'avvento di Pergolizzi, che è un tecnico che non c'entra niente sicuramente nella categoria dei dilettanti,
si riesca a trovare una certa professionalità e una programmazione. È vero, hai detto proprio bene, Pergolizzi, ex allenatore tra l'altro della Primavera del Palermo, se ricordo bene, giusto? Italia, sì, con la Primavera del Palermo, Infatti. è sempre allegato in Lega Pro, È in, vero, in Serie è B, vero. insomma, Nome importante. in queste categorie veramente gli stanno veramente strette. È vero. Bene, allora a questo punto giriamo pagina, lo facciamo con la lettura dei risultati del campionato di eccellenza Girone B e lo facciamo sempre con la nostra Valeria, che ormai è diventata una star incontrastata della nostra trasmissione. Visto che complimenti che ti faccio, Vai. Allora, abbiamo Catania San Pio X, Castelbuonese 0-0, Siracusa Città di Messina 2-0, Igea Virtus Città di Rosolini 2-0, Città di Scordia Città di Vittoria 2-0, Sporting Via Grande Modica 3-2, Acireale Milazzo 1-1, Paternò Taormina 1-0. Sono soltanto 2 i punti che distaccano lo Scordia dalla vetta, sarà veramente una dura battaglia, chissà chi la spunterà. Guardiamo adesso la classifica, i commenti e poi vedremo anche il servizio riguardante la partita dello Scordia vittorioso appunto contro il Città di Vittoria. Vai con la classifica. Al primo posto Siracusa con 56 punti, dopodiché abbiamo Città di Scordia 54 punti, Milazzo 43, Igea Virtus 42 punti, Acireale Castelbuonese 40 punti, Sporting Via Grande 37 punti, Catania San Pio X 35 punti, Paternò 32, Giarre 29, Vittoria 27, Città di Messina 26, Modica 24 punti, Città di Rosolini 22 e Taormina 10 punti. Allora diamo anche uno sguardo al prossimo turno, si giocherà come abbiamo sempre detto anche domenica prossima, domenica 22 marzo 2015, guardiamo il tabellino, Giarre Acireale, Città di Messina Catania San Pio X, Castelbuonese Città di Scordia, Igea Virtus Siracusa, Taormina Modica, Città di Vittoria Paternò ed infine Città di Rosolini contro il Milazzo. Allora, Caro Ettore, da dove iniziamo? Perché qui veramente c'è di tutto. Cominciamo C'è con la di lotta tutto. al vertice, Siracusa e Scordia, e penso che molto, se non tutto, si deciderà domenica prossima. 2 trasferte insidiosissime, le peggiori che si Sì, possono è pensare in vero. questo momento del campionato. Il Siracusa va a Barcellona contro l'Igea non è Virtus, facile, assolutamente no, anche perché l'Igea Virtus è una delle squadre più in forma. Lo Scordia va a Castelbuono contro la rivelazione del torneo, la Castelbuonese, che è ancora in corso per i playoff. Attenzione per i playoff perché ci sono 14 punti tra il Città di Scordia e la Castelbuonese e quindi potrebbero anche saltare, È vero, è saltare vero. a questo punto i playoff. Hai parlato dello Scordia, allora a questo punto facciamo una cosa, guardiamoci il servizio di Alessandro Fragalà, inviato appunto di penalty per la vittoria dello Scordia 2-0 contro il Città di Vittoria. È stata una partita un po' insomma difficilotta, però poi alla fine insomma la squadra di Serafino è riuscita a portare a casa 3 punti importantissimi appunto in vista dello scontro finale nelle ultime domeniche contro la squadra di Anastasi. Scordia, Città di Vittoria, Alessandro Fragalà. Continua la corsa e la rincorsa dello Scordia, continua il sogno di conquistare la promozione diretta in Serie D senza passare dai playoff. Con un gol per tempo la squadra del presidente Gallo batte 2-0 il Vittoria e adesso i punti di distanza dal Siracusa continuano ad essere 2. Scordia in campo per un solo risultato, la vittoria, anche per non tralasciare la possibilità di evitare i playoff regionali nel caso in cui dovesse arrivare a 10 punti dalla terza in classifica. Il Vittoria invece gioca per evitare i play-out, ma le motivazioni dei padroni di casa sono certamente superiori e lo Scordia parte subito forte alla ricerca del vantaggio. La prima conclusione verso la porta però è del Vittoria, calcio di punizione di Catania, allenatore e giocatore dei biancorossi ed ex di turno, tiro parato agevolmente da Cultrela in campo al posto di Fagone squalificato. Poco calcio e troppi calci nei primi minuti in cui la tensione ha prevalso sullo spettacolo. A cambiare tutto ci pensa Dario Bellino, inventandosi il gol dell'1-0 per lo Scordia. Conclusione potente e precisa dalla distanza che si insacca all'incrocio dei pali, lasciando immobile il portiere del Vittoria Mancari. Rete pregevole e importante che merita di essere rivista. Bellino risponde a Mascara che nel frattempo ha puntato in vantaggio il Siracusa. Lo Scordia gioca con maggiore serenità e Privitera su calcio di punizione sfiora il palo. Un minuto dopo è Gallipoli a cercare il gran gol dalla distanza, ma il pallone si spegne al lato. Il nervosismo si fa sentire in campo e l'arbitro Cusumano di Caltanissetta comincia a estrarre cartellini gialli. Prima dell'intervallo Bertolo ancora su punizione sfiora il raddoppio. Mancari salva in angolo. Sull'azione successiva ci prova Zumbo e questa volta il portiere ospite si supera per deviare il pallone destinato alla rete. Primo tempo
tempo che si chiude con il vantaggio dello Scordia. In avvio di ripresa, dopo 2 minuti, arriva il raddoppio dei padroni di casa. Cross di Privitera e stacco vincente di Ciccio Bertolo al suo 7° gol stagionale. Bottino niente male per un difensore. Lo Scordia non ha nessuna intenzione di fermarsi. Cocimano ci prova dal limite dell'area ma tira debolmente. Non succede molto nel secondo tempo, il ritmo cala e lo Scordia sfiora il terzo gol con un colpo di testa di Rametta che però non trova la porta. I padroni di casa controllano agevolmente anche perché il Vittoria non si affaccia mai dalle parti di Cultreve. Alla mezz'ora ci prova Zumbo ma l'estremo difensore biancorosso respinge la sua conclusione. A 3 dalla fine Cocimano il pallone del tris, ma il suo tiro si spegne al lato. Nel recupero il numero 10 sbaglia clamorosamente un'altra occasione. Dopo l'espulsione di Savoglia, Bertolo colpisce la traversa con un tiro da fuori area. È l'ultima azione della partita che finisce 2-0 per i padroni di casa. Vince lo Scordia, ma vince anche il Siracusa. In classifica non cambia niente, ma domenica prossima verosimilmente potrebbe decidersi il campionato. Lo Scordia sarà di scena a Castelbuono, mentre il Siracusa farà visita all'Igea Virtus. Partite difficili per entrambe le squadre. Che faccio? Te la faccio questa domanda. Cioè, Guarda. ho sentito bene Catania in campo? Cioè, che è faccia- successo? Che sì, il cuore grande di Sebi Catania è lo andata anche sappiamo. in campo, no? Prima cercava di metterlo dalla panchina quando ha visto che insomma Ma sto contando. fatevi da parte, meglio che gioco io. Io volevo chiedere a Gaetano se magari gli è venuto in mente di riprendere i guantoni quest'anno, visto che qualche problemino con i portieri l'hanno avuto. Forse. Questo sorriso mi lascia... Gaetano, ritornerai in campo? No? Sì, boh. Penso di riprendere l'attività agonistica. Quello che mi fa specie è vedere queste immagini perché non ho mai visto il Vittoria subire tante azioni da gol. È anche vero che lo Scordia è un'ottima squadra, allenata da un grande allenatore che è Pino. Però sai, vedere queste immagini dove l'unico tiro in porta fatto dal Vittoria è stato su calcio piazzato Dispiace tantissimo. dispiace tantissimo. Sì. Vabbè. A proposito della partita contro lo Scordia, Città di Vittoria, che a questo punto deve guardarsi molto bene, perché insomma rischia di essere veramente impelagato in una maniera... Vittoria andrà ai play-out. questo lo parliamoci sappiamo, chiaro. adesso devi scegliere con chi farli questi play-out probabilmente. C'è l'imbarazzo della scelta. Infatti. Senti, insieme ai nostri amici a casa adesso ci guardiamo le interviste di Achille Teghili ad uno Scordia che sta veramente facendo un campionato meraviglioso. Guardiamoci le interviste. Finisce 2-0 il match del Binanti tra Scordia e Vittoria a decidere la gara, il gol di Bellino al primo tempo e poi il raddoppio arriva con Ciccio Bertolo nel secondo tempo. Andiamo ad ascoltare quelle che sono state le impressioni nel post partita dei protagonisti. Mister, avete dominato la partita per tutti i 90 minuti, alla fine avete vinto 2-0, la partita poteva finire anche in un altro modo con un punteggio più largo. Quali sono le sue impressioni? Ma a questo punto del campionato l'importante è la vittoria, che il punteggio poteva essere molto più ampio, questo ha una rilevanza un po' così, però l'importante era vincere, i ragazzi hanno disputato una grandissima gara, una bella gara e speriamo che alla fine riusciremo a spuntarla. Dario Bellino, una grande vittoria, ma che gol hai fatto? Come te lo sei inventato? Beh, un tiro da fuori molto fortunato, la fortuna aiuta l'Eudash. Una vittoria importante soprattutto per il nostro cammino, ci siamo prefissati di vincere tutte le partite e spero che così sarà. Abbiamo dominato, sapevamo che era difficile questa partita, ma come tutto il resto delle partite, ormai sappiamo che dobbiamo vincerle tutte per arrivare fino alla fine e per sperare che il Siracusa fa qualche passo falso. Presidente, una grande vittoria, la squadra ha praticamente dominato per tutti i 90 minuti. Sì, diciamo che abbiamo giocato una partita dominando, come dicevi giustamente tu, anche se oggi i ragazzi li ho visti un po' sottotono rispetto alle ultime prestazioni. Chiaramente se parliamo in termini di occasioni fatte, di occasioni mancate e quant'altro, abbiamo dominato tutta la partita, però forse quando giochiamo con le squadre minori, più piccole, con le squadre che sulla carta hanno un organico nettamente inferiore al nostro, purtroppo questi sono i risultati.
Va bene così comunque. Vedremo cosa succederà adesso nelle prossime settimane. Insomma, oggi si è stata a vedere la partita del Modica, che ha giocato in casa contro un Sporting Viagrande che si è portato a casa sua i suoi 3 punti. Viagrande ha fatto la sua onestissima partita. Voglio dire. I 106 spettatori, che io li ho contati uno per uno, erano 106. Cioè, veramente li hai contati? Sì, prima dell'inizio della partita mi sono messo 1, 2, 3, 4, 106 spettatori. Beh, meglio 100 che 0 però, eh? Sì, vabbè, ma guarda, vabbè. Ci vediamo il servizio e poi commentiamo, oppure vuoi anticiparci qualcosa? Sì, no, hanno rimproverato ai giocatori del Viagrande di non aver mostrato lo stesso impegno domenica scorsa quando hanno perso in casa con il Paternò. Vabbè, dai, non credo che siamo a questi livelli. Hai visto qualcosa? Riporto la cronaca degli insulti che sentivo dagli spalti. Va bene, allora guardiamoci il servizio di Peppe che è andato a vedere oggi pomeriggio la partita tra Modica e Sporting Viagrande. Che la Debendata avesse voltato le spalle al Modica ce ne eravamo accorti nelle ultime settimane. Che si fosse però accanita sui colori rossoblù con tanta ferocia ce ne siamo accorti solo in occasione dell'ennesima sconfitta, sono 6 in 7 partite, contro lo Sporting Viagrande. Nessun alibi, nessuna scusante, il Modica ha provato a buttare il cuore oltre l'ostacolo ma è andato a sbattere contro 2 infortuni, un'espulsione, un autogol e tante occasioni perse. I play-out sono ormai realtà, affrontarli nella migliore posizione possibile un obbligo. 106 spettatori, li abbiamo contati, hanno assistito infreddoliti ad una partita che non ha lesinato emozioni. Al 18° primo infortunio per i padroni di casa, si fa male Nassi, cambio con Sabellini. Dal successivo corner stacca Platania che mette dentro il gol dell'1-0. Modica gelato dallo svantaggio ma bravo a reagire. 2 minuti dopo la mezz'ora Filicetti mette dentro un pallone che dopo un batte e ribatti arriva a Gatto, lesto a mettere dentro il gol del pareggio. Passano altri 120 secondi ed ecco lo scambio Carbonaro, scapellato, servizio per Grazioso, che di precisione infila all'angolino con un cantone non impeccabile. Non fa meglio il suo collega al 41°, Colonna si lascia scappare una palla alta, franando su Cristaldi, Ravalli da posizione non facilissima è bravo a raccogliere l'involontario assist e riportare il risultato in parità. Al 43° episodio clou, Cantone esce dalla propria area per anticipare Carbonaro, il pallone gli carambola prima sul ginocchio e poi sul braccio, per l'arbitro è espulsione e Modica in 10. Non comincia meglio la ripresa, questa volta è il turno del capitano Filicetti, farsi male dopo uno scatto, sospetto stiramento per il faro rosso-blu. Al suo posto Colie che era stato tenuto in panchina perché non al meglio. Nonostante l'inferiorità numerica il Modica gioca meglio e al 16° Gatto dalla distanza impensierisce Colonna. Al 17° tiro di Carbonaro, deviazione fortuita di Lao e Gianni spiazzato, 3-2 per il Viagrande e imprecazioni a non finire. Al 26° cross per Cristaldi che di testa sfiora il gol dell'ex. Sarebbe stato davvero troppo per questo Modica che deve trovare al suo interno le forze per uscire dal momento più difficile degli ultimi 20 anni. Mi sa che non era questa espulsione così... Guarda, ha pregiudicato forse un risultato finale. Uno è una grandissima ingenuità di Cantone che esce a centrocampo quando aveva 3 difensori dietro, quindi non capisco cosa gli è passato in mente. Succede. D'altronde Filicetti lo ha apostrofato con parole non proprio dolcissime alla fine del primo tempo. E poi dietro appunto c'erano tre uomini, la palla gli è finita prima sul ginocchio e poi sulla mano. Per me non è espulsione. Voglio sentire un attimo Catania con Carlo Breve, insomma interessato indubbiamente a questo girone, il suo Giarre domenica prossima avrà una partita difficile nei confronti della Ciriale. Come vedi la zona alta della classifica, la zona che ti riguarda in questo momento, quella bassa, Carlo? Sarà un duello fino all'ultima goccia di sudore tra Siracusa e Scordia, questo sicuramente lo sappiamo. Tu chi vedi favorito? Ma noi abbiamo incontrato ambedue le squadre. La prima mia partita da tecnico del Giarra l'abbiamo fatta contro il Siracusa e abbiamo perso in casa 3-1, però abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo messo in grossa difficoltà il Siracusa, abbiamo sfiorato il 2-2 a un paio di minuti alla fine e poi a tempo scaduto Mascara ha fatto il rigore che insomma ha concesso il 3-1 al Siracusa. Contro lo Scordia abbiamo fatto 1-1 in casa, giocando veramente un'altra grande prestazione, anzi andando in vantaggio a pochi minuti dal termine
e poi loro hanno rimesso in piedi la partita a 2 minuti dalla fine. Insomma, sono due squadre, il Siracusa vive più di individualità, è una squadra molto cinica e ha nel suo organico giocatori in grado di cambiare la partita in qualsiasi momento, mentre lo Scordia diciamo dal punto di vista di squadra è più squadra e riesce a mettere sotto gli avversari. Ecco, secondo me dipende tutto da domenica, se il Siracusa riuscirà a vincere con l'Igea Virtus diventa favoritissima per la vittoria del campionato. Non sarà una partita facile, Peppe, io credo che comunque il Siracusa va a giocarsi una partita a Barcellona Pozzo di Gotto molto difficile. Con un'Igea che può ancora scavalcare Infatti. il Milazzo in un'eventuale griglia playoff, avrebbe la posizione di vantaggio che non è poco, il vantaggio territoriale, e quindi non troverà sicuramente la strada aperta. Stesso discorso per la Castelbonese, che ha pareggiato con la San Pio X, che poco o nulla ha da chiedere a questo campionato. Ci sono delle immagini tra l'altro, caro Peppe, San Pio che pareggia 0-0 con la Castelbonese. La mancanza di diciamo stimoli, ecco, chiamiamoli stimoli, da parte della San Pio X potrebbe anche penalizzare il Giarre di Mister Breve, perché domenica prossima va a giocare contro il Città di Messina, che è l'unica squadra che potrebbe risucchiare il Giarre nella lotta play-out. Che intreccio che c'è! Perché chiaramente né Vittoria, né Modica, né Rosolini hanno le armi per andare ad insidiare il Giarre. Loro tre faranno i play-out, non matematicamente, ma insomma logicamente saranno loro tre. L'unica squadra viva tra queste ultime 4 è il Città di Messina, che ha 3 punti dal Giarre e che domenica gioca in casa appunto contro una squadra che ha nulla da chiedere a questo campionato. Appassionante questo girone, nulla da dire. Sì, è una guerra tra poveri purtroppo, però vero. sì. Direttore Pulchino, abbiamo detto che lo Scordia indubbiamente sta facendo un campionato straordinario, il Siracusa insomma ogni tanto balbetta, però è sempre in vetta dall'inizio della stagione. Un pronostico ce lo vuole dare? Che dice? Anche se lo Scordia sta facendo un grandissimo campionato, però penso che alla fine la dovrebbe spuntare il Siracusa, perché ha maggiore qualità dal punto di vista come squadra, e quindi penso che lo Scordia, anche se stanno facendo veramente, secondo me stanno facendo un grandissimo campionato oltre le aspettative, anche se a dicembre si sono... Grossi budget, no, direttore? Lo possiamo dire, anche se è inutile negarlo, no? Grossi budget. A dicembre comunque si sono rafforzati proprio in virtù, è vero. perché hanno preso dei giocatori importanti, Cocimano, Rametta, e forse sono questi poi i giocatori quelli che alla fine che stanno facendo, stanno facendo fare il salto di qualità. È vero, voglio sentire un attimo Ignazio Refice a Catania e poi passo in pubblicità. Ignazio, guardando la classifica, anzi se la regia mi può mandare la schermata della classifica, nella parte bassa, come ha detto giustamente Peppe, un po' tutta la zona del Ragusano soffre, no? Modica e Città di Rosolini, anche se Rosolini è Siracusa, c'è il Messina, c'è il Vittoria, è veramente una classifica nella parte bassa dove probabilmente bisogna aspettare quasi fino alla fine del campionato per capire quali sono gli accoppiamenti dei playoff che diventano interessantissimi. Che ne pensi, Ignazio? 5 punti, 5 squadre, quindi è normale che si lotterà fino alla fine per definire la griglia dei play-out. Fa un certo effetto vedere squadre di un certo blasone come il Modica invischiato nelle zone basse della classifica, però anche questi sono gli effetti della crisi economica che attanaglia un po' tutto, e quelle zone che vivevano di una grande economia di tipo agricola soffrono, e questo è uno spaccato della situazione economica che si vive in questo momento. Soffre, giustamente. Però quando parliamo di crisi... Sì, Ettore. Sì, dimmi. Sì, scusami, no, sono Carlo. Sì. No, volevo intervenire un attimo su quello che diceva il tuo collaboratore per quanto riguarda il Città di Messina, sì, che avrà una partita semplice contro la San Pio. A tal proposito vorrei dire che la San Pio la settimana scorsa è andata a fare pari a Vittoria sperando di vincere, e che il Viagrande oggi, che magari poteva avere poco da dire a questo campionato, è andato a vincere a Modica. Glielo auguro. Dobbiamo insomma fare un plauso a queste squadre che giocano con sportività e non regalano niente a nessuno, così come la Cireale domenica che verrà da noi non regalerà nulla e sarà partita vera, e sarà così anche tra Città di Messina e San Pio. Quindi questo è il bello del calcio, e insomma non alimentiamo invece
sospetti No, come hanno fatto parliamo i di tifosi del stimoli. Modica, che hanno un attimino censurato il comportamento del Viagrande, che ha fatto la sua onesta partita ed è andato a vincere con merito da quando si è visto dalle immagini. Non mettiamo in dubbio la buona fede di nessuno, parliamo solo di stimoli. Certo, che a questo stimoli punto diversi. possono risultare Certo, determinanti. certo, Assolutamente non vorremmo No, essere io volevo chiudere il discorso con Ignazio Refice, proprio 20 secondi precisi, perché quando si parlava di impegno dal punto di vista commerciale, di sponsorizzazioni, Bronte, diciamolo pure, potrebbe ampiamente meritare categorie importanti, perché sappiamo benissimo che il Bronte è la patria del pistacchio, ma è mai possibile che imprenditori legati al mondo dell'agricoltura, in questo caso al pistacchio, non possono pensare di finanziare un progetto importante a Bronte, che tra l'altro ha un campo meraviglioso? Ignazio, non è polemica, però voglio sentire proprio una battuta, 20 secondi su questa cosa. Ignazio. Ne parlavo con Carlo poco prima della trasmissione, e oltre alla questione prettamente di tipo economico è una questione di cultura sportiva, che purtroppo da noi latita, perché non è solo una questione che riguarda il calcio, che ha un grande passato da noi, ma noi abbiamo anche una squadra di pallavolo che ha sfiorato la Serie A2 qualche anno fa. Quindi è una questione di cultura, fin quando c'erano i contributi delle istituzioni pubbliche tutto a posto, e quando sono venuti meno l'imprenditore deve avere una grande passione, così come la sta avendo da 2 anni a questa parte il nostro Presidente, che non è che si è preso a cuore questa situazione non facendoci mancare nulla, ma che non è chiaramente da solo in grado di sopportare poi il peso di qualche categoria più importante di quelle che stiamo facendo. Ok, grazie Ignazio, ritorneremo a parlare del ciclo Bronte, però nel frattempo voglio salutare Peppe, come al solito preparatissimo. Certo che se ci vanno 106 persone in una città di 60.000 abitanti allo stadio è chiaro come non interessa a nessuno. Appunto, probabilmente hai fotografato bene con queste 106 presenze allo stadio. È peccato perché insomma... La prossima volta prenderemo nome e cognome di tutti i presenti. Peccato perché insomma la realtà di Modica la conosciamo bene, ma dell'intera provincia, voglio dire, ragusana. Benissimo, grazie a Peppe, che con lui insomma avremo modo di ritornare a parlare del campionato di eccellenza e di interregionale la prossima domenica. Mi avvicino alla nostra penaltina Valeria, perché a questo punto dobbiamo lanciare la pubblicità. E io me ne vado, perché insomma quando tu lanci la pubblicità io mi devo assolutamente allontanare, perché la telecamera è tutta tua, vai. Non scappate, torniamo tra pochissimo. Pubblicità. È di nuovo estate e con l'estate riesplode Donna del Mare. Per diventare una delle 8 concorrenti della nuova edizione, partecipa ai casting ufficiali. Vai sul sito www.donnadelmare.it e compila la scheda di partecipazione. Parteciperai alle selezioni per vivere un'estate di successo indimenticabile. Allora chiama al 336 9207 27. Il concorso che colora l'estate sta aspettando te. È un'organizzazione Play Village. Un'azienda giovane e rampante, competente e soprattutto all'avanguardia. PC One, un solo nome, un solo successo. Da PC One l'assistenza che cercavi nel mondo dei PC. Tutta la componentistica per l'informatica, tutti gli accessori per computer delle marche più prestigiose. Asus, Toshiba, Acer, MSI. Da PC One ampia scelta di notebook e stampanti per PC, nonché toner e cartucce originali e compatibili. PC One, infoline 095 53 71 91.